Buonasera a tutti, ben ritrovati nella rubrica Il tè con i missionari. Siamo ancora qui una volta, ricominciamo un po' col nostro cammino quaresimale anche quest'anno e siamo molto felici di essere qui con tanti nuovi ospiti che conoscerete in questo tempo che è anche un po' lungo. Il tema di quest'anno della Quaresima è chi è il mio prossimo. Abbiamo costruito il libretto quaresimale, che è uno strumento che ognuno di noi può trovare in parrocchia perché ci accompagni con la preghiera, insomma ogni giorno c'è una particolare preghiera, una riflessione sulla Fratelli Tutti, che è l'enciclica del Papa, una delle ultime che ha prodotto proprio sul tema della fratellanza, per cui ci è parso insomma importante come argomento e come stimolo per accompagnarci nella Quaresima. E in questa Quaresima anche cercheremo di incontrare, di confrontarci su alcune tematiche proprio legate al tema della prossimità, che tra l'altro è un tema che anche in diocesi stiamo vivendo, stiamo accompagnando con un percorso di formazione di cui anche avremo qualche approfondimento nelle prossime puntate. Oggi con noi per accompagnarci in questo cammino abbiamo un ospite particolare che viene dalla Caritas diocesana, è con noi Martina. Benvenuta nel nostro piccolo angolo del tè con i missionari. Grazie mille, Mara, grazie, è stato bello ricevere il vostro invito. Sono molto contenta. Allora abbiamo qui pronto il nostro tè, facciamo il nostro rito del tè che insomma è sempre un momento significativo. Se siete con noi e ci ascoltate, andate a farvi il vostro tè intanto che ci ascoltate e lo bevete insieme a noi. E benvenuti a tutti, eccoci qua. Ecco il nostro sorso col nostro tè. Allora Martina, raccontaci un po' di te, chi sei, le persone magari, le persone che ci seguono forse non ti conoscono ancora al 100% perché sei un po' nuova, no, nel mondo della Caritas diocesana. Allora raccontaci un po' chi sei, da dove vieni, cosa fai un po' e come sei arrivata anche alla Caritas diocesana. Allora, io sono Martina e per l'appunto sono assistente sociale presso la Fondazione Caritas di Vittorio Veneto, quindi quella diocesana, e seguo come ambito la marginalità e le case accoglienza in particolare che abbiamo, e quindi tutte le persone all'interno, ci sono varie necessità, varie situazioni e soprattutto sono situazioni di emergenza abitativa per X varie situazioni in cui giungono le persone, e pertanto poi possono essere famiglie, possono essere mamme con bambini o anche single, sia donne sia uomini, che hanno necessità di un supporto abitativo e successivamente comunque anche di un supporto di accompagnamento. Quindi proprio c'è un andare a braccetto con chi è all'interno delle nostre case. Come sei arrivata in Caritas? Qual è stato il tuo percorso? No? Sono arrivata in Caritas in realtà poco tempo fa, era ottobre 2022 che ho iniziato, perché c'era necessità di un affiancamento rispetto a una collega e quindi ho iniziato così insomma il mio percorso. Tramite conoscenze insomma abbiamo scambiato questa informazione e poi sono arrivata io, insomma. È un po' inusuale, diciamo, per la professione, tra l'altro, insomma, lo dico perché verrà fuori, sono anche io di professione assistente sociale, ci ho lavorato per quasi 16 anni, per cui un po' conosco l'ambiente, ma in genere non è così usuale per chi fa l'assistente sociale lavorare nel contesto no profit. Quindi tu perché un po' hai fatto questa scelta un po'? Allora, di mio ho fatto già l'esperienza in comune come tirocinio e anche nell'ambito della disabilità in ULSS. E sono state due belle esperienze e per come un po' sono io di modalità, insomma, di vivere anche questa professione, la parte proprio di essere in un ente come Caritas o come possono essere anche altri enti rispetto a questo terzo settore, mettiamola così, è la possibilità di spaziare molto e di fare proprio un accompagnamento. È un dato di fatto, saprai anche tu Maria Grazia, che rispetto a un comune comunque hai una determinata caratteristica, delle normative,
E invece come Caritas, per esempio, si riesce molto di più a spaziare con i volontari, con questo, con tante attività, tante associazioni ed è fondamentale. No, è interessante perché effettivamente poter contare sulle risorse territoriali è essenziale per l'operatività dell'assistente sociale, no? Quindi costruire e recuperare risorse, perché è un lavoro che orienta in qualche modo, ma se non ha il supporto delle risorse alle volte non riesce a aiutare le persone a uscire dal proprio bisogno, dalla propria situazione di fatica. Questo è parte della professione. Ma entriamo un po' dentro il tema, no, della prossimità, no? Se tu dovessi un po' raccontarci che cosa vuol dire per te prossimità dal tuo punto di vista sia di assistente sociale, ma assistente sociale che lavora all'interno di una Caritas, insomma, che cosa ci diresti? Insomma, cos'è per te la prossimità? È proprio l'essere vicini, cioè capita molto spesso purtroppo di avere persone che bussano quotidianamente alla porta di Caritas e, e quindi anche semplicemente magari essere consapevoli che non si può aiutare tutti perché le risorse anche le nostre non è che siano illimitate, anzi, però l'essere lì, l'ascoltarli, essere in quel momento lì per loro, questa è prossimità. Bello, è molto bello. Quindi curare una relazione che alle volte è anche a sorpresa, no? Molto spesso a Racconta un sorpresa. episodio della tua avventura lavorativa che ti è capitato in cui no, hai dovuto adattarti a un contesto un po' difficile, se ti va di raccontarci senza entrare. C'è stata una situazione dove è giunta a Caritas una ragazza giovane, molto giovane, che non parlava assolutamente niente di italiano, pochissimo francese, pochissimo, ed aveva proprio quello sguardo terrorizzato. Aveva proprio uno sguardo... Mi venivano in mente delle sbarre quando guardavo nei suoi occhi. E lì è stato un lungo processo che in realtà è ancora in corso e dove subito abbiamo cercato di sostenerla con un tetto, abbiamo avuto una camera d'emergenza e lì piano piano abbiamo iniziato a incontrarla ogni giorno perché in queste situazioni quando arrivano con questo stato d'animo è necessario proprio l'essere a fianco e farle sapere che non è sola. E quindi con lei abbiamo iniziato proprio un percorso rispetto a questo, rispetto ad accompagnarla e sta imparando adesso l'italiano Che bello. molto velocemente, ha proprio preso il via da studiare prima da sola, poi abbiamo trovato una volontaria e tra poco inizierà anche la scuola di italiano proprio, quindi e piano piano con lei stiamo insomma strutturando questo, però all'inizio ritrovarsi con una situazione in cui per l'appunto lei non parla la nostra lingua e per quanto io qualcosa di francese sappia, insomma, è delicato anche. In più affrontare magari dei temi, cercare di capire la sua storia in quello stato d'animo non è facile. E quindi queste sono le sfide un po' quotidiane anche che abbiamo ogni tanto. È interessante perché quando si va in terra di missione succede esattamente l'opposto. Tu arrivi in un territorio dove tu non conosci la lingua, però generalmente quando si arriva dai nostri contesti è tutto un altro vivere, cioè tu arrivi lì, c'è il contesto della lingua che ti disturba, però in realtà l'ospitalità che trovi è grandissima. E credo che anche noi dovremmo un po' allenarci in questa ospitalità, perché secondo te un po' le persone hanno il timore di queste situazioni, quindi fanno un po' fatica ad accoglierle o a farsi carico anche per certi versi, anche se non totalmente, ma anche avvicinarsi a queste situazioni, secondo te? Guarda, in questo caso ti cito le parole di uno dei ragazzi da noi accolti che mi ha proprio detto: purtroppo Martina, per un paio di cose brutte che hanno fatto i nostri connazionali, gli italiani non si fidano più. Cioè una presa di coscienza, e questo ragazzo è veramente molto molto bravo, si dà da fare, quindi... Però lui dice: io stesso mi rendo conto e non do colpa perché io fossi in loro agirei probabilmente allo stesso modo. Purtroppo per alcune cose non andate bene, fatte male dai nostri connazionali, lui dice connazionali in generale comunque, purtroppo noi ci ritroviamo a non avere magari questa ospitalità, ma ne sono consapevole.
Quindi è un pregiudizio che poi spesso si trasforma in un giudizio vero e proprio, ed è proprio il passaggio dal pregiudizio al giudizio che, come dire, crea la barriera generalmente, no? E secondo te come potremmo muoverci per superare queste fatiche? Tu hai qualche esperienza in cui hai visto che comunque al di là di questo, agendo in un certo modo, è possibile in qualche modo andare oltre? Mi ritrovo magari anche con delle persone che ci danno una mano, ci sostengono e a volte la classica frase ben ben, ma cosa ho avuto che sia per loro, per questo, e io dico ma prova a venire, vieni, incontrali, facciamo una camminata piuttosto che invito i ragazzi a darci una mano anche loro a sistemare delle case, quindi un passaggio di conoscenza guidata. Bello. E questo vedo che aiuta, perché ovviamente anch'io tra i miei ragazzi so chi magari è più abile a fare una cosa piuttosto che un'altra, quindi questo. E quindi proprio questo guidare le persone nel conoscersi reciprocamente. Mhm. È molto interessante questo perché conosce il mondo, ecco, delle persone che vengono da contesti diversi, è in qualche modo, ha una specie di compito, come dire, un richiamo, dovrebbe avere un richiamo, come dire, antropologico e sociale di favorire questo ponte, no? Di essere un po' ponte in questo senso. Mi ha fatto sorridere perché tu li hai chiamati i miei ragazzi. Dimmi come si arriva a dire i miei ragazzi quando sei una professionista che deve mantenere le distanze? Dici dov'è il confine da questo punto di vista? Diciamo che una parte di questi ragazzi sono, non dico sulla mia età, ma siamo lì, insomma. Quindi da un lato, anche se loro ogni tanto mi dicono mi sgridi come una mamma, perché mi viene da prenderli e sgridarli quando succede che c'è bisogno, dall'altra parte loro sono qui che veramente arrivano e devono imparare ogni singola cosa. E quindi sono come dei bambini, da un lato, non tutti, ma dipende dalla modalità, che vanno accompagnati. E quindi tu quando accompagni, se io penso magari anche ad altre attività che faccio, accompagno chi è più piccolo, chi ha più bisogno, chi è più fragile, quindi mi viene magari spontaneo dire ai miei ragazzi. C'è un senso di maternage, sì, come dire, professionale, esatto, che ci sta. No, ma è bello perché io credo che proprio anche nel contesto del mondo della Chiesa in generale si possa anche un po', come dire, ammorbidire quella distanza che c'è, pur mantenendo la solidità professionale e richiedendo il rispetto professionale, però si può anche essere un po' più morbidi e creare delle relazioni un po' più flessibili probabilmente, anche perché quando arrivano sono soli, credo, no? Credo che siete voi i primi operatori che incontrano queste persone, no? Quindi di per sé è un passaggio di cura essenziale, no? Bello. Cosa ti hanno insegnato questi ragazzi? Dai, che cosa ti porti a casa dall'esperienza con questi giovani che incontri, di tutti i tipi tra l'altro, no? Di tutte le nazionalità o varie nazionalità? Beh, un aspetto fondamentale che è stato proprio il primo impatto è quello proprio di conoscere le altre culture, perché quello di aspetto guida tra quello che è un po' la figura anche dell'operatore Caritas rispetto al mondo esterno e rispetto alle persone che accogliamo è una cosa che io tutti i giorni mi autodico e non è così facile. Però sono proprio questi aspetti, il fatto poi di avere da loro le risorse. Cioè, io molto spesso non è che do le risorse, piano piano si costruiscono perché i ragazzi crescono, perché maturano, perché arrivano con le idee del tipo ah sì no ma io trovo un lavoro che mi paga 2000 euro, poi trovo la casa e tu cerchi di trasmettergli anche questi aspetti di guarda forse non è proprio così come dici tu, però ricordarsi che comunque non bisogna spegnere i loro sogni ma aiutarli a maturare in questo e loro mi insegnano proprio a non perdere il sogno ma piano piano maturare.
Ah, che bello quest'idea del sogno. Effettivamente molti di loro quando partono nel loro progetto migratorio hanno un'aspettativa di un certo tipo che gli è magari trasmessa a livello così di informazione da parte di altri, hanno questa illusione, no, del mondo occidentale che ti fa diventare ricco e partono anche con questa grandissima aspettativa. In realtà poi il viaggio è faticosissimo, no? Immagino che le storie di viaggio siano molto drammatiche e poi ti trovi in un contesto dove davvero non trovi, io lo dico, la stessa accoglienza che ad esempio noi quando visitiamo i paesi altri abbiamo quando arriviamo. Per esempio io quando vado in viaggio missionario le persone accolgono gli stranieri con un'enfasi spettacolare. E invece noi facciamo molta fatica, no? Noi abbiamo sempre queste barriere, no? Rispetto allo straniero, a chi viene da fuori che ha la pelle diversa dalla nostra. Invece dovremmo imparare questo stile di accoglienza, no? Da quello che loro stessi ci insegnano, perché nella tradizione, per esempio nel mondo africano, l'ospite è sacro, per cui chiunque esso sia, da dove, non importa da dove venga, e anche il tuo vicino di casa è essenziale nella tua vita. E quindi che bello. Abbiamo parlato oggi di una periferia interessante, siamo entrati subito, no, su questo tema della presenza di persone straniere, perché in realtà forse possiamo anche dirlo, no? Oggi è un po' questa anche terra di missione per noi, no? Vivendo qui nel nostro contesto. Tu come vedi questo aspetto dell'accoglienza di queste persone, insomma, anche nel contesto più ampio, sociale che tu osservi? Allora, c'è da dire che oltre ai ragazzi che hanno magari il sogno di arrivare e di avere una vita migliore, ci sono anche tanti che scappano. Cioè, basta pensare a quello che è stata l'emergenza ucraina e che è tuttora, ma come altre situazioni e anche dei singoli che scappano da una situazione veramente di vita o di morte rispetto al proprio paese. E inserire loro dipende sempre da qual è anche la sensibilità rispetto alla gente che è qui. Sì. Nel senso, veramente c'è chi aiuta. Bello. C'è gente che ti chiede ma ti serve qualcosa? Oppure guarda, io ho questo che posso darti, può esserti utile. E quindi in realtà c'è gente che dà una mano, piano piano bisogna fare i passettini per abbattere anche altre barriere, certo, ma questo è un cammino. È un cammino. È un cammino di attenzione, di informazione, di condivisione, quindi e anche credo gli stessi ragazzi o le stesse persone che arrivano ci possono aiutare. Noi forse possiamo creare degli spazi per favorire questi incontri, no? Per favorire questo scambio di informazione che permettono di superare, come dire, la soglia di diversità e entrare in relazione. Una banalità, dei ragazzi accolti in una casa hanno dato una mano in una sagra. Ah, che bello, che bello. Una sagra là vicino, ci siamo messi d'accordo e sono andati a dare una mano, a servire, preparare. Bello. Quindi. Questo è essenziale, favorire processi di integrazione nei contesti locali è fondamentale. E quindi questo ci sta dicendo, no, che se incontriamo nella nostra strada una persona che pensiamo venga da un altro paese, potrebbe essere interessante magari anche fermarsi, salutarlo o comunque dirgli potrebbe essere il nostro prossimo, in qualche modo, no? Possiamo dire quel famoso prossimo che il buon samaritano si è fermato a curare e non ha ignorato come altri, no? Quindi questo fa un po' la differenza, scegliere di voler guardare, no? Poi però possiamo anche dire, no, che il processo di aiuto ha vari livelli, no? C'è un processo di aiuto spontaneo, no, di vicinanza e poi c'è un processo di aiuto un po' più specialistico. Qual è la differenza? Dai, proviamo ad aiutarci a riflettere su questo, insomma. Allora, lì dipende anche da situazione a situazione. Il discorso è per quanto riguarda ad esempio gli aiuti spontanei vanno benissimo, l'importante è che ad esempio vengano coordinati da chi ha una strutturazione rispetto alla singola situazione, quindi c'è una X persona che ha varie necessità, vari bisogni di risorse eccetera, ma è anche portatrice di risorse.
Quindi bisogna mettere in comunione le risorse che ha questa persona, le risorse volontarie che arrivano dal mondo esterno e guidarle in modo tale che la persona possa giungere all'obiettivo finale, che può essere l'autonomia piuttosto che un diploma, piuttosto che altro. Insomma, quindi l'aiuto strutturato permette di coordinare le varie azioni in modo tale da aiutare poi la persona. È molto interessante. Tu ci stai dicendo che un processo di aiuto ha bisogno anche di avere una certa competenza, cioè può essere attivato in un certo modo da persone che hanno una certa competenza. Quindi un conto è l'assistenza immediata rispetto a un bisogno urgente al quale tutti siamo chiamati, ma un processo di aiuto che faciliti l'uscita dalla dipendenza o da una situazione di bisogno di una persona ha bisogno di un percorso strutturato, guidato e che ha un significato, e a livello professionale questo avviene, no? Cioè, ci sono un sacco di studi che facciamo per aiutare le persone, sì, non è che si improvvisa la professione, no? Anzi è una professione abbastanza significativa da questo punto di vista, proprio perché lavora sulle metodologie, sulle tecniche, giusto? Cosa possiamo dire di questa figura dell'assistente sociale dal punto di vista professionale? Ecco, perché si qualifica nell'aiuto dell'altro, no? Del prossimo, tra l'altro. Diciamo che tendenzialmente c'è questo discorso di avere una visione d'insieme. Una visione d'insieme, sapendo che si parte da un punto, c'è la necessità di arrivare ad un altro e ci sono tutta una serie di passaggi, quindi come assistente sociale la figura di avere l'insieme di quello che è il percorso e piano piano guadagnare ogni singolo gradino della scala per arrivare alla conclusione del percorso. Esattamente, quindi avere a mente tutti gli elementi che caratterizzano la situazione. E in più le variabili. E le variabili. Perché ci sono anche quelle. Assolutamente. E riuscire soprattutto a, appunto, come dicevi tu, a coordinarli e fare in modo che tutti gli interventi che ci sono siano finalizzati verso quello scopo lì. E non è così semplice e scontato, perché non è semplicemente una questione di buona volontà. C'è un lavoro, insomma si lavora per progettualità, si dice, no? Si lavora sulla contrattualità, sulla creatività anche della progettualità, però è importante che lo faccia un professionista. E quindi insomma affidiamoci a queste figure di competenza, perché tra l'altro è proprio una professione di aiuto molto, molto importante quella dell'assistente sociale, perché ha a che fare continuamente con situazioni di bisogno e quindi è specializzata nella lettura del bisogno, no? Credo che anche su questo insomma studi se ne facciano su che cosa vuol dire avere un bisogno e cosa vuol dire uscire da quel bisogno, corretto? Corretto, e bisogna anche capire se la persona porta solo quel bisogno, se in realtà ce ne sono molti altri sotto non verbalizzati, perché a volte riuscire ad avere informazioni dalla persona è proprio un discorso di tempo, cioè nella relazione serve tempo perché la persona abbia fiducia di te e tu guadagni quella fiducia. Bello anche questa questione della fiducia nell'aiuto, no? Che non è scontata. No. Cioè molte volte le persone ti capita mai che non si fidino e quindi Sì. e cosa succede in quelle occasioni particolari? Allora, dipende un po' dalla situazione, però magari vengo a scoprire successivamente qualcosa che magari è anche un aspetto positivo, cioè che si sono attivati per fare un qualcosa, ma se non te lo dicono, poi magari sembra ridondante il fatto di chiedere ma hai fatto, ma non hai fatto, ma sai c'è questa possibilità. E quindi ti dico no, ma io ho già fatto, ok, però magari se mi avvisi siamo in un processo di aiuto, quindi aiutarli a capire questo spesso è difficile. Ci sono anche altre persone che a livello fiducia ci vuole tempo e però una volta sbloccato, diciamo così, questo livello, si riesce veramente, sono le prime a dire guarda, ho avuto questa opportunità, ma gli ho risposto che prendevo un attimino di tempo perché volevo parlartene. Quindi proprio il capire poi questi aspetti. Che bello approfondire questa cosa. Allora, ti chiederei un'altra cosa. Se dovessimo, così, in relazione al tema chi è il mio prossimo, dare qualche indicazione alle persone su come approcciarsi al prossimo, vabbè, qualcosa l'abbiamo già detto, ma proviamo a fare un po' di sintesi e dare qualche elemento per capire come, no, riconoscerlo e anche come approcciarsi, anche come atteggiamento, dal tuo punto di vista, insomma. Beh, credo che la prima cosa fondamentale sia il saluto.
Cioè iniziare da un lato a non aver timore alla persona che incontro per strada, a chiunque sia sia, a provare a dire un buongiorno, un buonasera. Nulla di più, perché mi metto dentro anch'io. Molto spesso capita che siamo presi dalle nostre cose, stiamo andando in un posto piuttosto che in un altro, siamo al telefono, quindi tutta una serie, ma rifare quel cenno di saluto è il primo passo per arrivare all'altro, perché se non lo saluto come faccio? E poi comunque tenere uno sguardo aperto, cioè non cercare tutti i giorni di abbattere un po' quelli che sono i pregiudizi, perché come diceva il ragazzo c'è chi ha combinato qualcosina che non va bene, ma ce ne sono altrettanti che invece hanno veramente desiderio di conoscere, di capire, di venire incontro. E quindi questo, quindi tenere sempre uno sguardo e un ascolto empatico, questo sì. Non è solo un ascolto uditivo, come dire, ma è un ascolto molto ampio, no? Tu come lo descriveresti nella tua esperienza, questo tema dell'ascolto dell'altro, no? Qui ci serve un po' di allenamento, nel senso che bisogna sia ascoltare con le orecchie di per sé, ma cercare di capire quello che l'altro trasmette rispetto al suo vissuto. Cioè lui o lei, insomma, sta trasmettendo un messaggio, ma non è solo il messaggio ciao come stai, ma è un ciao come stai, ho bisogno di parlarti. E ho il bisogno di parlarti è una cosa implicita che non ti viene detta. Quindi dal modo che ha la persona, dal tono di voce, da una serie di elementi si capisce quello che lui vorrebbe trasmettere, ma lo capisci solo se tu sei incentrato su quello che è la persona in quel momento e su quello che ti porta. E allo stesso tempo devi essere in grado di autogestire le emozioni che hai dentro, perché ogni giorno ne affrontiamo un po' di tutti i colori e non sempre ogni giorno ci si alza belli preparati che va tutto bene. Quindi essere anche consapevoli di quello che siamo noi in quel momento e di come ci rapportiamo all'altro. L'altro aspetto che ti chiedo è la questione del tempo, no? Tutti questi processi sono legati a questa variabile, chiamiamola così, che non è proprio una variabile, ma nel senso che è abbastanza sancito. Come la vivi la questione del tempo e come possiamo usarla nel contesto dell'aiuto al prossimo? Ecco, tendenzialmente bisogna proprio ricordarsi che in qualsiasi relazione, anche amicale, non solo lavorativa per le persone che segue, eccetera, ma anche amicale, serve fermarsi e ricordarsi che c'è del tempo da dedicare. Siamo spesso affrettati nel dire aspetta, faccio una cosa, visto che sono nella stessa zona ne faccio un'altra, passo a trovare quella persona, però molto spesso non si può, anzi no, nelle relazioni non si può fare questo calcolo. Bisogna essere consapevoli che più o meno, ok, ci si orienta a un'ora di colloquio, tendenzialmente alla media, ma se serve un'ora e mezza, è un'ora e mezza. No, non si sta lì a guardare l'orologio, ecco, da questo punto di vista. Ok, quindi come dire, nel processo di aiuto il tempo è relativo, possiamo dirlo. Sì, io penso anche che sia una scelta, no? Delle volte quando magari incontriamo una persona per strada che ha voglia di parlare, scegliere che quella cosa lì è più importante del resto, oppure si può dire vabbè non ho tempo, ma posso dire perché non ci troviamo un tempo per parlare successivo, avere l'attenzione di cogliere i segnali che ci danno le persone è già un grandissimo passo, no? Questo atteggiamento non è solo una questione di dote, di caratteristica, è una scelta vera e propria, una scelta di stile di vicinanza dell'altro, no? Quindi questo tu lo fai per lavoro, ma penso che anche poi si impara a farlo anche nella vita. Ecco, perché anch'io credo di averlo imparato a fare professionalmente, ma in realtà è anche frutto di una storia familiare, insomma. Ecco, allora siamo un po' verso la conclusione e qualche aneddoto particolare, qualche storia originale o meglio così che ti ha toccata in modo particolare in questo anno? Beh, lavorare dentro Caritas mi ha dato una visione aggiuntiva rispetto alla visione già della professione di assistente sociale che è, come hai detto tu, una professione d'aiuto. E Caritas, diciamo, dà una visione anche più ampia rispetto a quelli che sono i valori cristiani.
Per quanto riguarda qualche storia particolare, sto pensando perché ne ho talmente tante che non riesco adesso a sceglierne una sola, tutte esatto. particolari. Però diciamo che c'è stata questa situazione per dire di una famiglia. In quel momento non avevamo un posto dove mettere tutte e due, moglie e marito insieme, con una bambina piccolissima. Io l'avevo conosciuta questa bambina che aveva 2 mesi, quindi... E con questa famiglia è stato proprio bello il percorso fatto, che è ancora in corso, ma soprattutto il dire guarda che c'è la bambina che sta male, dobbiamo andare in ospedale, e tu ti ritrovi alle 2 di notte nel reparto pediatria e dici vabbè, aspettiamo. Per fortuna non era nulla di che, ma la cosa speciale è il fatto che per loro l'esserci stato in quel momento ha proprio fatto un gradino, ha fatto uno sblocco in quello che era la relazione d'aiuto in quel momento. E questo passaggio, che è successo proprio all'inizio di quando ho iniziato a lavorare in Caritas, mi ha aiutato a capire ancora di più quella cosa del tempo che ci siamo dette prima. Quindi la parte speciale è proprio l'aiutare me, sostanzialmente in questo caso, a capire questa necessità, questa relazione. Che bello. È bella questa cosa che dici, perché la rinforzo come... Cioè, la relazione di aiuto ti fa crescere, no? Come persona, al di là delle competenze, ma anche ogni volta ti fa recuperare qualcosa, acquisire una nuova informazione, ti porta un nuovo bagaglio, no? Di esperienza, ti fa diventare più maturo, più consapevole di te stessa, no? Alla fine, quindi è un dono reciproco quello che si genera al di là, no, della competenza, ma è proprio un dono reciproco di umanità, io credo, fondamentalmente. Allora, cara Martina, grazie di cuore, se Federico è d'accordo, così buttiamo un po' le fila, abbiamo fatto una bella chiacchierata, mi viene un po' da dire, voi pensate, no, che no, se uno pensa al tè con i missionari, come no, se i missionari siano sempre all'estero, no, noi abbiamo voluto appositamente partire con una testimonianza locale, perché prima di tutto per ricordarci anzi che la missione fondamentalmente è uno stile di vita, è una scelta di vivere in un certo modo piuttosto che in un altro, no? Quindi riconoscere il volto di Gesù nell'altro, il volto di Cristo nelle altre persone. Questo è il compito missionario, o meglio l'impegno che ognuno di noi ha. E questo lo si può fare a casa, lo si può fare nella quotidianità, anzi è essenziale che quello sia il nostro primo terreno fondamentale, altrimenti si crea una sorta di incoerenza fra quello che viviamo e quello che è il mondo esterno, e poi si può propagare, insomma, nei vari contesti vicini o lontani, come i missionari fanno, andando proprio in terra di missione. L'andare in terra di missione è un'occasione, io l'ho colta almeno in questo senso, anche per avere una visione nuova o altra della persona che viene da un contesto culturale diverso, no? Per esempio il fatto, a me è capitato di aver visitato tantissimi paesi africani, questo mi facilita nel, come dire, superare quella barriera, perché capisco che cosa c'è dietro non so, un atteggiamento, un comportamento di una persona che magari non potrei capire perché non conosco quella cultura, quella tradizione. Quindi questo facilita, ecco perché accompagniamo i giovani in viaggio missionario durante l'estate. Quest'anno ne abbiamo una cinquantina, quindi ne abbiamo tanta gente che vuole, tanti ragazzi giovani, quindi poi speriamo che tornando si impegnino anche nei contesti locali, quindi chissà che non vengano a darti una mano. Ecco, in chiusura di questa puntata mi sento anche di rivolgere un pensiero di affetto e profondo a Barbara, la nostra amata Barbara Ceotto, che è mancata poco tempo fa, pochi giorni fa, e che prima di Martina, insomma, ha svolto per tantissimi anni il lavoro di assistente sociale. Io ho lavorato un po' con lei e devo dire che possiamo un po' dedicare a lei questa puntata, no? Perché se lo merita, perché veramente si è impegnata tantissimo nel mondo del sociale e dell'aiuto soprattutto alle persone emarginate che venivano e vengono da contesti diversi. E a lei l'accompagniamo con la preghiera e va a lei un po' tanta gratitudine da parte di tutti noi per tutto il lavoro che ha fatto, e ci mancherà certamente, no?
Allora, grazie Martina, ci aggiorniamo, ci vedremo per strada. Ecco, due piccoli appunti a chi ancora è con noi. Vi ricordo quindi di ritirare il libretto Chi è il mio prossimo, e anzi lo faccio con questo invito che mi è venuto adesso parlando con Martina. Provate anche a vedere se per voi non è così, è sostenibile l'idea di poterlo regalare a un vicino di casa o una persona che vedete in difficoltà, oppure sapete che vicino a casa vostra c'è una persona anziana che non può andare a messa, non va a messa perché non ce la fa, magari consegnargliene una copia. È un piccolo gesto, ma di una solidarietà straordinaria, perché genera contatto, no? Vicinanza con le persone. Alle volte magari con un incontro così possono nascere così dei contesti di aiuto semplici, ma molto importanti e anche molto edificanti. Quindi se avete tempo e modo fatelo. Mi sento di dire a tutti, anche se so che questo ha suscitato molto disorientamento, che quest'anno non abbiamo prodotto le scatolette consuete, ma abbiamo la busta per invece i progetti di solidarietà che voi trovate qui indicati. Noi ogni anno segnaliamo, ecco, dei progetti che ci sono arrivati da terra di missione, e durante il tempo di Quaresima, se è possibile, no, rinunciare, non so, a un piccolo dolce. Noi l'abbiamo messo qui ma non lo mangeremo perché siamo in Quaresima, ma rinunciare a un caffè, a una cosa che magari a cui teniamo particolarmente, e l'effettivo magari metterlo da parte per le missioni, è un gesto anche questo di solidarietà, soprattutto perché porta a uno sguardo più universale, no? E perché noi siamo comunque parte del mondo, non siamo solo collegati ai nostri vicini, ma dobbiamo avere uno sguardo anche ampio, universale. Ci chiede questo il Cristo, no? Non solo guardare il vicino che è accanto a te, ma aprire lo sguardo anche al povero che è lontano, e questo è un po' un ponte che ci riguarda. Abbiamo scelto la busta perché ultimamente, appunto, dopo la pandemia le offerte sono diminuite, quindi i costi di stampa sono invece aumentati. Abbiamo dovuto fare una scelta anche per evitare che, insomma, di sprecare troppo denaro, e quindi una scelta anche di economica, insomma, di ecologico, non so come si può dire in qualche modo. E abbiate pazienza, ma le scatolette, ecco, un'idea che possiamo dare soprattutto ai catechisti o a chi vuole, si possono costruire autonomamente a casa in modo molto così casalingo, e quindi potete creare la scatoletta, e quello è anche un incentivo creativo. Con questo vi salutiamo, quindi facciamo un saluto insieme anche da parte di Martina. Grazie ancora che tu sei venuta con noi. Facciamo il nostro, anche se sarà raffreddato, ma, beh, anche diminuito. Ma è anche bello denso adesso, quindi al nostro tè con i missionari, per i missionari. E grazie a Federico Campo Dall'Orto che è qua con noi e che ci accompagna in questa bella avventura, e ci vediamo la prossima settimana. E seguite tutte le attività anche sul libretto, perché abbiamo indicato le puntate future anche sul libretto. Vedi, abbiamo fatto una cosa nuova, Federico, quindi bene. Arrivederci a tutti, alla prossima, e grazie di averci seguito. Arrivederci.